Fabio Marin, ti occupi del portale della provincia di Treviso che si chiama Giovani di Marca. Di che cosa si tratta, di cosa ti occupi e quali sono le attività che portate avanti attraverso questo portale? Giovanidimarca.it è il portale della provincia di Treviso rivolto ai giovani. Io sono Fabio Marin e in questo portale praticamente sono il responsabile di tutto il progetto, dell'intero progetto Giovani della provincia di Treviso. Questo portale è nato per creare una rete tra tutte le attività giovanili presenti nella Marca trevigiana e tra i servizi che la provincia di Treviso offre a noi giovani. Prima di questo portale la provincia di Treviso non aveva mai creato un sito internet dove tutte le attività che venivano proposte ai giovani fossero messe in rete per essere a disposizione di tutti. Adesso un giovane ha la possibilità di entrare in internet e cliccare su giovanidimarca.it e trovare i servizi a cui è interessato. Come progetto giovani, inoltre che tutte queste informazioni si possono trovare nel sito internet, ci occupiamo anche di organizzare dei concorsi per dare la possibilità ai giovani di esprimersi sulle varie tematiche che possono riguardare la nostra società e la provincia di Treviso. L'ultimo è il chiaro e l'oscuro e abbiamo dato la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso la grafica, attraverso i video, attraverso i fumetti su cosa piace e cosa non piace della provincia di Treviso, così da creare uno stimolo all'amministrazione provinciale per valorizzare o migliorare determinati aspetti del territorio. Senti Fabio, ma date anche informazioni in collaborazione con l'Università di Treviso, nel senso che ci sono dei link o comunque attraverso il sito un giovane può cercare informazioni su tutto ciò che lo riguarda, quindi anche gli studi in questo caso? Sì, c'è da dire che il sito è nato da poco, quindi è ancora in fase di sviluppo, però all'interno dell'area For You sono disponibili tutti i link riguardo le università, riguardo il lavoro, riguardo ad esempio i mutui per la casa, sono informazioni a 360 gradi riguardo i giovani. Quindi anche le associazioni sportive e tutte le associazioni che comunque uniscono i giovani in gruppo? Sì, a riguardo abbiamo anche realizzato una mappatura del territorio trevigiano che è inserita nell'area Giovani in Marca, dove comune per comune è presente una mappatura di tutte quelle che sono le attività che vengono svolte per i giovani all'interno di ogni comune. Quindi si può chiamare questo un esempio concreto di e-democracy, e-government. Che cosa ne pensi? Pensi che sia veramente utile per la partecipazione attiva, in questo caso dei giovani, utilizzare le nuove tecnologie e far sì che attraverso l'interazione i giovani, i cittadini, come cittadini possano dire la loro? Sì, io penso che questo sia molto utile. Da questo punto di vista la provincia di Treviso, in particolare l'assessorato alle politiche sociali giovanili, la dottoressa Barbara Trentin, a mio riguardo sono stati intelligenti nel creare questo rapporto tra noi giovani e l'amministrazione, giusto per creare quindi questo processo di e-democracy e creare così un sito internet che possa dare la possibilità di partecipazione a 360 gradi per noi giovani. Senti, ma avete anche blog o social network all'interno di questo portale? Allora, abbiamo l'area blog e abbiamo l'area forum che è appena partita, la stiamo sviluppando in questo periodo perché, come dicevo, il sito è giovane, per cui la stiamo sviluppando giusto in questo periodo e in quest'area abbiamo proprio l'obiettivo di far discutere i giovani su varie tematiche. E abbiamo anche comunque su ogni cosa che pubblichiamo diamo la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso commenti. Mi ripeti l'indirizzo, ripeti anche per il nostro pubblico l'indirizzo internet di questo portale? www.giovanidimarca.it. Concludiamo con un ultimo pensiero. Nella tua idea di democrazia, quindi torniamo a demotopia, al tema del convegno di oggi, idea più o meno utopistica, c'è anche questo, secondo te? C'è questa nuova tecnologia? Secondo me nell'idea di democrazia tutto quello che è fatto per favorire la partecipazione della popolazione, della società a quella che è la vita delle istituzioni, a quella che è la partecipazione anche politica, secondo me quello che di positivo c'è da mettere dentro bisogna metterlo perché bisogna dare informazioni, bisogna far partecipare le persone. Va bene, quindi ti possiamo definire un cittadino digitale. Grazie Fabio, buon lavoro.